Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, vai con gli acquisti di luglio e cambiamo postazione ogni volta così da far vedere un po' lo studio, le varie zone e non rendere tutto, diciamo, bloccato con la stessa visuale. Raga, abbiamo tantissimi giochi retro perché sono stato a Verona con la fanciulla, allora sono andato nel negozio retro che consiglio di andare a Verona, molto bello, che ha tanta bella robina e ho trovato delle chicche abbastanza mostruose. Raga, andiamo, partiamo a bomba. SNES, Donkey Kong Country, questo mi mancava, classico, il classicone, il buon Donkey, e si è tenuto anche molto molto bene. Non sto a dire i prezzi perché non ho voglia sinceramente. Poi PC, Guitar Hero World Tour, ragazzi è difficile trovarlo per PC scatolato, ce l'ho in versione PlayStation 2, me lo sono pigliato anche per PC, tanta robina. The Sims 2 mi mancava scatolato, me lo sono preso. Versione Platinum, chi se ne frega, ciao. Mafia 1 PC. Fable The Lost Chapter o Captor, lascio sempre a voi la scelta. Lo voglio recuperare anche per Xbox Classic, però questo per PC diciamo è la versione, è il primo Fable con delle missioni aggiuntive. Tanta roba. PlayStation 1, questo è quello preso meno bene dal punto di vista estetico, però volevo fare la coppiata con Hercules, l'avevo già detto. Tarzan versione Platinum. Questo avevo pagato niente. Poi diciamo che il venditore a Verona mi fa sempre che degli sconti, mi regala sempre qualcosa. Il gioco è tenuto non benissimo, però mi interessava insomma avere la versione così, ecco. Non è un gioco che per carità è molto bello, però non ci tenevo ad avere versioni tenute perfette, così colà. Gioco invece tenuto benissimo, Croc 2, e sono in attesa anche dell'1, gioco storico, Play 1, tenuto molto molto bene. Anche questo pagato pochissimo e godo. Croc 2, al cinema, no, a Gardaland. Ragazzi, qua arrivano le bombe, però intanto faccio vedere un gioco che non è storico, non è cosa, l'ho preso solamente perché, dato vabbè, l'estetica delle confezioni PC degli anni 2000 erano bellissime, e poi perché è un gioco che ho giocato molto da piccolo, e quindi l'ho trovato una cifra veramente ridicola e l'ho preso. Roland Garros 2001 PC. Una volta se guardate come erano le scatole, ragazzi, eccole qua, ci si gode, buono. Ma adesso arrivano due bomboni mostruosi. Stagione 96-97. Scudetto 2 con la telecronaca, ragazzi, l'ho già fatto partire anche in DOS. Mamma mia, qua è tanta tanta roba, questa è veramente la storia. Quando l'ho trovato praticamente ho detto questo è mio, non vendetelo a nessuno. Eccolo qua, Scudetto 2, scatolato, perfetto, godo. Poi stagione 94, questo me l'ha regalato la mia dolce metà. Stiamo giocando alla versione 4 con tutte le mod, signori, l'ho trovato. Grand Prix 2, ragazzi, ho trovato anche il 4, però a 50 euro secondo me è troppo. Questo alla fine l'ho pagato 19, c'è ancora il prezzo, va bene, che bello. Tanta roba, questo ha manuali che sono devastanti. Anche questo l'ho già installato sul mio portatile, lo vedremo anche, eccolo qua, Grand Prix 2, ragazzi, tanta roba. Scusate, eccoci qua, Grand Prix 2, capolavoro. E poi raga, finalmente trovato a 40 euro, di base allora scatolato anche più di 200, o comunque insomma dai 150 ai 200, con l'US diciamo solo gioco, solo cartuccia, non l'ho trovato per meno di 85. Vinted, ti amo, e ringrazio 8-bit che me l'ha fatto scoprire, grande Manuel, a 40 euro. Allora è un po' ingiallita la cartuccia sicuramente, ma ho trovato lui.
Ta-na-na-na-na. La Hook. Finalmente ho trovato la cartuccia di Hook per SNES, gioco rarissimo, storico, con le colonne sonore, quindi un gioco con le colonne sonore dell'epoca è pazzesco, fatte chiaramente con l'audio di quegli anni ovviamente, ma ragazzi l'ho trovato e lo porterò subito sul canale, sono stragasato, stracontento, straeccitato. È arrivato Hook, quindi luglio è partito, no a bomba, da più, no a bomba, da più, e si gode, Hook. E poi qua non è un gioco, è arrivato il Blu-ray, che però, perché non è, anzi no, non Blu-ray scusate, ma Red Mediaset, come piace chiamarlo a me, sempre comunque inerenti ai videogiochi, Super Mario Bros. Il film. Raga, siamo partiti a bomba con gli acquisti di luglio, molto bene. Diciamo che questo mese sarà un mese veramente da panico in senso negativo, nel senso andiamo a finire di pagare il dentista e mi è arrivata l'ultima scadenza e perché mi piace raccontare un po' che i cazzi miei e niente, devo preparare anche insomma altre cose, quindi sì, ci saranno sicuramente arrivi, però di grosso credo nulla. L'unica, ecco, forse la cosa più grossa che deve arrivare il 10 luglio è il gift bundle di Magic, sempre del Signore degli Anelli, ma per il resto basta. Ci sta un mese così, ma veramente bisogna un po' star calmi perché sennò la povertà è sempre dietro l'angolo. Raga, saluto il comandone, ci becchiamo per i prossimi acquisti di luglio dove ci saranno comunque, penso che domineranno i giochi retro, tornano i giochi perché comunque ho trovato roba che mi deve arrivare a prezzi vantaggiosi e non potevo non fruttarla sinceramente. Raga, un saluto dal comandone veneziano, al prossimo spezzone di acquisti comendiali di luglio. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti comendiani, oggi mi sono arrivate un po' di carte, siamo rientrati nell'Hype Magic, come potete vedere vado a mesi una cosa, mesi un'altra, non ci fermiamo mai e la povertà continua. Allora ragazzi, voglio portare anche qualche mazzo, nel senso come facevo una volta, però sempre mazzi pazzi, nel senso così per divertimento con amici, però penso che li porterò più su Magic Online che ho più carte, perché certo, cioè, certe cartacce costano una cifra impossibile, altre su online, quindi cerco di dividermi. E niente, chiaramente io gioco sempre con amici, con la ragazza, quindi giochiamo anche a volte al meglio di una, quindi senza sidare, robe così, ci piace. Io principalmente colleziono, mi piace tantissimo anche giocare, però come sapete fetch non le prendo, non spendo soldi, a parte su Magic Online costano molto meno, però ripeto, il mio gioco è un gioco per provare mazzi pazzi, ecco, cioè fare il mazzo che vince il secondo turno, che non interagisci mai con l'avversario, è una roba secondo me orrenda, però ognuno ha i suoi gusti, io sono una persona molto competitiva, però cioè non può l'essere competitivi non vuol dire solo vincere per forza e vincere praticamente senza vedere senza goderti il mazzo, questa è la mia opinione. Vabbè, a parte queste cagate, vediamo cosa mi è arrivato. Ho preso anche qualcosa da Signore degli Anelli che non sono riuscito a trovare nei vari box che ho aperto. Allora, qua abbiamo Gandalf il grigio, in questa versione bellissima foil, e Gandalf il grigio. Voglio montare un mazzo su questa carta. Poi Legolas 1, Legolas 2, le ho prese nelle diverse arte, Legolas nella versione normale, ok. Poi Vorinclex, quando ho fatto la questione degli anelli, carta che amo, bellissima, la volevo per la collezione. E questa per il mio mazzo elfi è strepitosa perché nel formato comendiano dove ci divertiamo, in per uno possiamo giocarla. Eccola qua, in questa versione è veramente stupenda, fortissima, anche una bestia. Poi, visto che sto cercando di avere carte, perché noi facciamo una specie di draft dove possiamo prendere carte dai quaderni che ho e fare il mazzo al momento. Tra i vari, diciamo, sì, c'è diciamo il tribale, gli elfi, i goblin, dal cimitero, distruggiterre, ho un casino di possibilità, diciamo, di mazzi, però mi mancava quella, diciamo, dove far millare le carte all'avversario. Cosa vuol dire? Ok, più due di questi, dovrò prendere altri due, ma intanto ce ne bastano due di questi, ok. Poi ripulire tomi, funerale mentale,
fortuna le ho pagate poco, anche perché ormai diciamo è un modo di giocare che non si usa più, però volevo anche questo così da avere tutte diciamo le possibilità, anche se non è uno di quelli che amo di più. Qua il Mesmeric Orb, questo è bellissimo, che praticamente ogni volta viene stappato un permanente l'avversario, cioè scusate, il controllore macina una carta, quindi per qualsiasi giocatore, cioè sia noi che l'avversario, però chiaramente conviene più a noi. Poi abbiamo carta iconica, ponte intrappolante, deve arrivarmi il secondo, spero lunedì, bellissimo. Poi qua, vediamo, eccola qua, altra carta dove l'avversario milla 13 carte, e dovremmo aver finito. Ah no, strappare il senno. Se tipo un avversario ha millato, ha scartato, mentre come volete voi 10 carte, ne scarta altrettante 10, o 5, 5 e così via. Quindi un mazzo orrendo, cioè non simpaticissimo, eccole qua. Queste sono le carte per fare il mazzo, già qualcosa io insomma, ripeto, è sempre un mazzo for fun perché mancano delle carte, oppure ci vorrebbe 4 copie di certe carte, però io cerco di stare su una spesa giusta e divertirmi, così possiamo divertirci tutti e giocare, diciamo, poter giocarlo quasi al meglio in quel tipo di mazzo. Poi questa per la collezione mi servono anche 2 liane del velo, bellissima. Questo ho preso più per la collezione, altro Planeswalker, questo Brunco Island Giant, bellissimo. Ecco, questo è una carta che mi serve praticamente per un altro tipo di mazzo, dove praticamente prendi i segnalini, li sposti, crei segnalini, veramente bello. Ce ne vorrebbero altri due, però intanto ne ho presi 2. Questo è bello per il mazzo Affinity. Questo, scusate un attimo, ok, ne ho presi 2 di queste, una che è bellissima con quest'art, sempre per il mazzo segnalini. Questo per la collezione, me ne serve un altro per poterlo giocare. Questo solo per la collezione, mi piaceva troppo, pagato un cazzo. Questa sempre per il mazzo segnalini. E questa per la collezione, una delle carte più iconiche, il Progenitus. Buono raga, un saluto dal Comandante Veneziano, ci vediamo per il prossimo video che potrebbe essere ancora con le ultime carte di Magic che devono arrivarmi e con i giochini che devono arrivare, tutti retro e credo mi sembrano tutti SNES e uno PlayStation 1. Ciao! Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di luglio e cominciamo tutti i giochi. Sega Mega Drive. Tasmania, mania. Bellissimo, ho già provato, ne ho già provati tutti. Amavo il cartone animato, non potevano recuperare il giochino. Sonic. Questo è il primo capitolo che ha reso celebre la Sega praticamente, perché questo veramente, cioè è un titolo non iconico, di più. Un po' come Super Mario, equivalente di Super Mario per la Nintendo. Poi 2 belle chicche per PlayStation 1, Croc con manuale anche, aspetta un attimo che non voglio distruggere l'altro. Eccolo qua. Ho preso il platino perché l'ho pagato molto meno, fotte sega, così ho sia l'1 che il 2. E questo lo cercavo da una vita, Felony. Gioco neanche semplicissimo da trovare, l'ho trovato a un buon prezzo, sempre con manuale e tutto, e godo. Felony. Poi abbiamo 3 giochi per Super Nintendo. Cominciamo dall'iconico per eccellenza, Super Mario World. E stragodo, questo, tanta roba. Super Star Wars Empire Strikes Back. L'impero colpisce ancora, così tutta la trilogia. Ho già fatto anche il video con i 3 giochi. Capolavoro. E questo è un gioco che mi ricorda l'infanzia, ma veramente l'infanzietta. Me l'aveva regalato mio zio. Super Goals and Ghost. Tanta roba. Buono raga.
Raga, ho detto che non... cioè, nel segmento precedente avevo detto che non volevo fare grandi acquisti a livello di budget, invece ci sarà un bel acquistone, però pagato molto molto meno rispetto cioè molto meno, abbastanza di meno, che doveva essere un regalo di Natale, invece l'ho preso adesso, ne ho approfittato e arriverà tra, non so, 1 o 2 settimane e farò anche un video dedicato solo a sta cosa. Raga, tanta roba. Un saluto dal Comendone, ci becchiamo con il prossimo mini video per gli acquisti di luglio. Ciao raga! Bella raga, 2 acquistetti comendiani, però purtroppo uno è da fare il reso. 2 pop bellissimi di Indiana Jones, Henry Jones Sr., Sean Connery, il papà di Indiana Jones. Guardate però qua, 2 strisci belli pesanti davanti, non esiste. Già fatto il reso, mi arriva sabato, però bellissimo il Funko Pop, veramente tanta roba. Peccato, ripeto, che si è rovinato proprio davanti. Ho qualche altra scatola rovinata, ma così è un po' troppo. E questo invece è una special edition di Indiana Jones, bellissima. Prenderò anche, diciamo, la versione classica, però intanto mi sono preso questo che magari è un po' più difficile da trovare. Buono raga, 2 acquisti, comunque ci sarà il video con Henry Jones Sr., di Sean Connery, perfetto, senza, diciamo, la scatola rovinata. Ciao! Ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti comendiani. Questo però è un acquisto che non posso far vedere direttamente perché è proprio sotto la videocamera, il nuovo treppiedi che finalmente posso mettere anche, perché è, diciamo, più versatile, perché diventa piccino picciò e possiamo anche ficcarlo sopra il tavolo per far vedere determinate cose. Eccolo qua, vi faccio vedere la scatola. 15 euro, National Geographic Photo Tripod Strawaway Head, in un inglese perfetto. Eccolo qua, bello come il sole di notte. Eccolo, vediamolo così. Non ripeto, lo faremo vedere anche bene, ma adesso non c'ho balle. Eccoci qua. E questo è l'acquisto comendiano. L'altra cosa invece, ieri ho fatto il reso, ieri sera, dopo mezz'ora subito ho spedito quello, diciamo, ok, e puff, Henry Jones Jr. Pop, Funko Pop, senza problema qua. Nei prossimi giorni vado anche a spedire il reso. Ed è arrivato 2 pop meravigliosi di Indiana Jones ed Henry Jones Sr. Raga, sotto il comandante veneziano, prossimo video con le carte di Magic e poi il chiccone obeso. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di luglio. Siamo qua su Magic e voglio precisare che è arrivato il secondo punto intrappolante, però non lo faccio vedere perché è un mazzo, quindi comunque è arrivato, avete visto nel video precedente. Andiamo a vedere un po' di carte arrivate, tante per fare i mazzi e qualcuno anche per la collezione. Comunque in assoluto carte che volevo, che ho già tutte su Magic Online. Presto ci sarà anche un video aggiornamento di Magic Online e spero già domani l'unboxing con il GIF del Signore degli Anelli, il GIF Bundle. Ok raga, allora andiamo con le carte, cominciamo. Zio Ken, ho già fatto la cappella, vabbè, sono tutte, diciamo, mescolate, benissimo. Allora, 2 Shielded l'Apocalisse, queste sono delle carte strepitose, cioè costicchiano anche, ma le volevo assolutamente per la collezione, tra le mie 2 carte preferite di questi ultimi anni. E va in combo con tanta bella roba, soprattutto con mazzi che amo, e soprattutto con l'anello puoi fare belle porcate, almeno chiaramente per mazzi da ridere, insomma, mazzi for fun, diciamo. Poi anche questo per un altro mazzo che nell'online ce l'ho completo, qua no, però comunque possiamo fare belle cose lo stesso. Yagamoth Medico Taran, adesso va bene, non so, lascio a voi la pronuncia. Comunque l'ho preso in queste 2 arte che sono le mie preferite, tanta robina. Anche qua puoi fare veramente un mazzo molto molto bello per il nostro for fun by formato Kume. Poi ho preso delle carte, sapete che io amo i tribali, diciamo in collezione digitale ho tutti i tribali possibili, in quelle invece cartacea me ne mancano un pochini, mi mancava il tribale zombie e ho recuperato delle carte che mi servivano. Allora, Barone della Morte, dai +1/+1 gli altri scheletri zombie, e Anotoco Letale, carta fondamentale per un tribale zombie. Scusate, 1, 2.
Come potete vedere questo mese è il mese Magic, la fine del mese scorso e l'inizio di questo è un po' così, è l'andazzo magiciano. Questa invece è una carta fondamentale per il mazzo di prima con Yagamoth, e però anche per il mazzo zombie è importante. Messaggero di Geralt, lo puoi usare tranquillamente, entra tappato, ma quando entra toglie 2 punti vita all'avversario. Quindi con la giusta combo puoi giocarlo tranquillamente anche nel mazzo zombie, chiaramente sempre per i mazzi vaneggio. Poi scusate un attimo che ho sulle perfect su quasi tutte, quindi mi scivolano. One moment please, one moment. Ah sì, qua poi ho recuperato il secondo Sorin, che avevo già il primo, il mio Sorin preferito, eccolo qua. Poi come zombie abbiamo questo, l'altro lord, diciamo, signore dei maledetti. Altri zombie prendono +1/+1, la tappi, paghi 2, tutti gli zombie non minacciare fino alla fine del turno. Può essere una finisher devastante, ragazzi, molto molto arrogante, se così si può dire. Poi come zombie cosa abbiamo? Ah, belli questi, questo ce li tiriamo già fuori e godo. E poi c'è questo, che io sono un amante degli umani e questo per certi versi lo ricorda, anzi lo ricorda totalmente. One moment please, one moment, che mi sto riordinando tutto. Ok, quella qua, boh, perfetto. Dopo le perfect sono belle, ma quando ce le hai in mano ti scivolano a manetta. Bene, allora andiamo con, eccoci qua, il campione dei defunti, questo foil bellissimo con quest'art. Ogni volta un altro zombie entra nel campo di battaglia e mette un segno +1 sul campione dei defunti, che è praticamente la carta contraria del Champion of the Parish, campione del popolo, che è una delle mie carte preferite degli umani, bianche, che ogni volta che entra un umano metti +1/+1. Io amo questi tipi di carte e quindi per il mazzo zombie fondamentale. Poi qua un altro lord, signore dei non morti, tutti gli zombie prendono +1/+1 e godo. Poi abbiamo questa, maresciallo del cimitero, una 3/2 che costa 2, a costo 3 esile una carta creatura del tuo cimitero che è una pedina zombie 2/2 tappata e si gode. E questi erano i zombetti. Poi un altro tribale che mi mancava in cartaceo, che non amo particolarmente, però visto che faccio la collezione mi piaceva insomma prendere delle carte anche di questo, il tribale Tritona, vincola nebbia, gli altri tritoni prendono +1/+1, lord tritoniano. Poi, ah no, questa è per il mazzo, no, questo che cazzo sono? Aspetta, scusate, ecco, sorry. Vabbè, questo è per il mazzo sempre di Yagamoth, sì, Apatra, Visir dei Veleni. Questa fa combo, infligge danno automaticamente a un giocatore e poi metti un segnalino -1 sulla creatura avversaria. Ogni qualvolta metti uno più segnalini -1 su una creatura, crea una pedina. Quindi, visto che il gioco dei segnalini è fondamentale con Yagamoth, faccio tante pedine, ecco, dite in soldoni. Ecco qua un altro lord. Tutti i tritoni prendono +1/+1 e hanno passa isole. L'ho preso così perché mi è costata molto meno in giapponese. Questo è un altro lord, tutti i tritoni prendono +1/+1 e basta, insomma, quindi così a costo 2, bella anche questa. Poi qua ho preso altre due varianti della Ira di Dio, che è in assoluto la mia prima carta preferita della storia, perché io amo il bianco, vabbè. E la prima carta comprata, Wrath of God, in versione vecchissima, e si è distrutta, come l'Angelo di Platino, che anche quella è la mia preferita, però una delle due distrutta perché non giocavo ancora con le perfect, con le robe. E questa distrugge tutte le creature, vabbè, non si possono rigenerare, l'ho voluta nelle due versioni, bellissime, ciao, godo. Poi abbiamo sempre per il bianco, che sappiamo che è un colore che amo, Prismatic Ending, molto bella, esile un permanente non terra, col costo di mana, che si equivale, praticamente equivalente a quanto sì, ciao ragazzi, scusate, sono un po' rincoglionito, ai colori spesi di mana. Esempio, gioco un bianco e qua metto anche un rosso e un verde, posso distruggere un permanente del costo 3 o inferiore e si gode. Scusate ragazzi, sono svegliato da poco, sono un po' rincoglionito. Poi qua abbiamo il Young Wolf, il lupo giovane, che è sempre con Yagamoth.
sempre per Yagmoth qua abbiamo la pianta muro, difensore, togli un segnalino, aggiungi un mana verde. E fa lo stesso per Yagmoth, il Geist, dalici strangolanti, lo stesso, rapidità, immortale, entra col segnalino, pim pum pam, ciao. E niente, questi sono, diciamo, le carte acquistate. Adesso domani spero di avere il gift bundle, che è già uscito ma Amazon non me l'ha ancora inviato, e ci spariamo l'unboxing, facciamo un unboxing e vediamo le carte. Sono 8 pacchetti più un collector booster e speriamo di avere un po' di culo. L'anello è già stato sbustato, ma anche un anellino diciamo di quelli numerati per gli umani, per i nani e per gli elfi, no, insomma, non sarebbe proprio malissimo, ecco. Diciamo che non mi potrei lamentare, però vabbè, vediamo, sarà difficile, però un po' di culo. Insomma, la speranza è l'ultima a morire. Raga, un saluto al Comendone, ci becchiamo per i prossimi acquisti comendiani. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di luglio. Abbiamo due cose, una bella iper grossa, però ho già fatto l'unboxing, ma chiaramente la riportiamo anche qua. Vabbè, cominciamo con una cosa abbastanza semplice. Sono riuscito a recuperare il controller per la PlayStation 2 argentato, così da completare la Play 2 Slim argentato, ovviamente. Molto carino, molto bello, molto erotico, se così si può definire. Grazie. E adesso abbiamo il bestione, eccolo qua. Abbiamo già fatto l'unboxing. Steam Deck, una bomba atrocissima, ragazzi, veramente. Un PC portatile console, in parole poverissime. Adesso ve lo mostro. Eccoci qua. Questa è veramente tanta robina. Intanto mi sono messo Cyberpunk F122 e Magic Arena, ma ragazzi, parliamo di un capolavoro di console, anche se ripeto di console non ha nulla, perché è di fatto un PC. Un PC portatile che però, ripeto, è con la forma della console. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Adesso c'era un nuovo unboxing, però c'era un altro acquisto pesante, non tanto a livello economico, ma quanto come simbolico del Cume. Raga, alla prossima. Ciao Steam Deck e si gode. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora, per oggi andiamo un po' di Magic. E mi sono preso a 15 euro, ho trovato a un prezzo stracciatissimo questo kit iniziale, perché comunque delle carte che mi mancano e volevo prenderle, so che ho visto in questo kit ci sono, ho detto prendiamo per 15 euro, ciao. Sto ancora aspettando il gift bundle, che purtroppo Amazon mi ha detto guarda vecchio, sono finite le scorte, l'ho preso dal sito Magic Market, però ve l'ho fatto un po' di più anche, ma vaffanculo. E niente, questo è praticamente un kit che io consiglio a chi deve iniziare a giocare. Ci sono due mazzi precostruiti, con carte non devastanti, perché chiaramente costa poco, però dove puoi iniziare e imparare a giocare a Magic the Gathering. Molto interessante. Niente, veramente di questo, quindi abbiamo una guida per il gioco, due scatole portamazzi, codice per sbloccare entrambi i mazzi su MTG Arena, bello questo, e poi abbiamo i due mazzi a 60 carte e si gode. Diciamo che di questa espansione ho preso praticamente di tutto, perché ci tenevo sinceramente. Credo se un giorno dovesse uscire un'espansione, non so, di Star Wars, penso che ciao. Io non vorrei romperlo, però questo, c'è un modo per non romperlo, no? Io sono un collezionista anche di scatole. Vabbè, andiamo dai, andiamo con arroganza. Ho preso un po' di sole, raga. Ho preso un po' di sole. Ogni tanto anch'io, io sono montanaro. Eccoci qua, bene. Allora, questa è la guida introduttiva di Magic. Eccoci qua. Bene. Come si gioca? Imparate, grazie. Devo imparare anch'io in realtà. Che i portamazzi me li godo. Troppo carini. Dai, ci sta. Per la spesa va benissimo. Aspetta un attimo. Devo un attimo capire una cosa. Ecco, ho capito. Grazie. Bene, allora qua abbiamo, va bene così, anche un po' di pedine che mi servono. Benissimo, e qua abbiamo i mazzi. Ok, abbiamo questa che non mi manca, non ce l'ho neanche in collezione. Aragorn Harwin Sposi, eccoci qua.
Vediamo, cautela. Ogni qualvolta Aragorn e Arwen sposi entrano nel campo di battaglia o attaccano, metti un solino più uno su ogni altra creatura che controlli. Ordina un punto di vita per un'altra creatura che controlli. Godo. Perfetto. Sauron, l'occhio senza palpebre. Figa, molto bella questa. Quando Sauron, l'occhio senza palpebre, entra nel campo di battaglia, prendi il controllo di una creatura avversaria e controlla l'avversaria fino alla fine del turno. Stappa la rapidità fino alla fine del turno. Le creature che controlli prendono +2/+0 fino alla fine del turno. Ogni avversario perde 2 punti vita. Molto carine, molto interessanti. E poi qua abbiamo dei mazzi un po' così, adesso vediamo. E c'è qualche carta che comunque mi sto creando dei mazzi, raga, veramente memosi su MTG Online, però con qualcuno sto anche portando a casa i risultati. Il problema è che vorrei giocare agli anelli, ma il problema degli anelli è che costano 100 euro l'uno su MTG, cioè anche no, li potrei noleggiare, ma non amo molto noleggiare le cose. Le cose devono essere mie, raga, se no non ce la faccio a giocare. Ora vediamo. Comunque questo mese di luglio è tanto videogiochi, retro e Magic. Vedi, Frodo eroe determinato, ma questo, vedi, non è quello, diciamo, fortissimo. Vedi, leggiamo per esempio ogni qualvolta Frodo entra in campo di battaglia, attacca, sarà Frodo l'equipaggiamento, vedi, sì, buona carta, ma non eccezionali, ecco. Poi abbiamo Gandalf, Cavaliere Bianco, Galadriel Donatrice, Anello di Bilbo, Cavaliere della Fortezza. Vedi, abbiamo anche in più coppie, però vedi, certe mi mancano. Allora a sto punto me le sono prese, vaffanculo. Ok, sì. Va bene. Non siamo qualcosa di succoso, non credo, però carine, vedi, certe mi mancano, ragazzi. Me le godo. E poi qua le terre, che ne ho tipo 50.000. Questo classico mazzo verde e bianco che è stato il mio primo mazzo nella mia vita giocato su Magic The Gathering. Sentite, la classe The Gathering proprio. Scusate, raga, quando prendo il sole sono più rincoglionito del solito, lo so, lo confesso alla dogana. Vediamo il secondo, che sarà un rosso nero, probabilmente, sicuramente. Ok. Gollum, guida cospiratrice. Ogni volta Gollum attacca, guarda le prime 2 carte del tuo memoria, mette il chiamo si ordine, poi sceglie una terra non terra, sarà probabile indovinare se vabbè, ok. Carte che odio queste, però vabbè, meglio di niente. Fiamma del Montefato, Balrog, Goblin aggressore. Ok. Trabucco. Brutta fine. Ok. Lettere selvagge rivoluzione, ne abbiamo qualcuna. Rosso, nero, perfetto. Buono, raga, quindi questi sono 2 mazzi dove puoi veramente imparare a giocare bene a Magic. Abbiamo un bianco verde da una parte e un rosso nero dall'altra. Io li consiglio, prezzo basso e te li godi. E comunque anche carte carine, insomma, niente di mostruoso, niente di devastante, però meglio di un cacchio. Raga, saluto il comandante veneziano, spero di fare l'unboxing, però farò vedere solamente qua, sono stato un unboxing veloce, farò vedere l'acquisto del gift bundle, però poi l'unboxing lo facciamo, diciamo, separato. Raga, alla prossima, ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di luglio, ho fatto questa intro anche sull'unboxing, ma va bene. E niente, raga, quindi è arrivato, ho appena fatto proprio l'unboxing in questo momento, il gift bundle del Signore degli Anelli. Qua è arrivato, vabbè, Dannazione, che non c'entra un cazzo, il Signore degli Anelli. Come carte forti abbiamo beccato questa, che è veramente una signora carta, quasi 20 euro di carta, e più le 4 carte garantite, che però così faccio per 2 di entrambe, tutte le quante, Frodo, Sam, Gollum e soprattutto The One Ring, che ne ho 2 e godo in maniera devastante. Poi, raga, mi è arrivato il GTA 3, l'ho preso a 2,50 euro. 2 euro sono le le spese. Tenuto anche bene, purtroppo il manuale è un po' rotto, ma fotte sega. Eccolo qua. Volevo una versione del cavolo, lo volevo così 2 euro. Ciao. Raga, manca solo una cosa per chiudere luglio e speriamo, è in ritardo, speriamo di portarla a casa domani perché devo fare l'unboxing anche di quella. Ciao!
Ragazzi, chiudiamo gli acquisti di luglio con la bomba leggendaria. Ho già fatto l'unboxing, quindi non voglio andare troppo per le lunghe. Comunque, in edizione limitata, scusate, di Andriy Shevchenko, stagione 2005-2006. Tanta roba, ragazzi, è meravigliosa, cioè, veramente incredibile. Rende anche poco forse in video, ma dal vivo è qualcosa di incredibile. È chiaro che forse sarebbe stata più bella la 2004-2005 col pallone d'oro, però accontentiamoci, ragazzi. Non ci sono molte statuine così del leggendario Sheva. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla fine è stato un mese di luglio bello importante che ha portato anche la Steam Deck, che insomma una bella bomba inaspettata ma scontata, non potevo non prenderla. E niente fiori, godo come un porco. E sì, il mese di agosto sarà un mese dove veramente i videogiochi saranno i protagonisti assoluti. Strano, ma è così. Raga, ci becchiamo con gli acquisti di agosto. Ciao!